Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Padova in diretta con Valentina Visentini e l'operatore Federico Cibotto, perché dopo la rissa tra famiglie che è scoppiata a Mortise per problemi condominiali sono stati disposte 26 misure di prevenzione da parte della Questura. C'è anche un ferito con una coltellata. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, ci troviamo proprio in via Baiardi a Mortise, dove ieri nel primo pomeriggio, poco dopo l'ora di pranzo, è scoppiato il caos con due famiglie rivali che si sono affrontate prima all'interno del condominio che vedete alle nostre spalle e poi in strada. I vicini, preoccupati per la violenza, hanno subito allertato forze dell'ordine. Qui sono arrivati sia carabinieri che polizia per dividere questa decina di partecipanti alla rissa, due nuclei familiari, figli e genitori insieme che si sono affrontati, pare anche a colpi di coltello, viste le ferite riportate da alcune persone, anche se l'arma è non è ancora stata trovata. 4 le persone ferite con escoriazioni alle mani e al volto. Tutti quanti sono stati portati in questura, identificati, e il questore ha subito emesso 26 misure preventive. Si tratta di provvedimenti di prevenzione personale, sono 10 divieti di accesso per 3 anni alle zone di via Plebiscito, tangenziale nord e la zona del centro commerciale Ikea, e 10 DASPO fuori contesto, ovvero divieto di accedere a autobus e mezzi pubblici per 1 anno, 5 avvisi orali e 2 aggravati anche dal divieto di tenere armi e spray urticanti. Si tratta di persone in parte anche note alle forze dell'ordine che risiedono appunto qui nel quartiere di Mortise. Ma sentiamo anche le parole del questore Marco Dorisio, che ieri nell'immediatezza dei fatti ha emesso appunto queste misure preventive. Poi la linea può tornare allo studio. Si è verificata questa situazione proprio di 2 nuclei familiari che abitano praticamente su 2 stabili, no, di rimpettai, dove sono in corso di accertamenti un attimo, diciamo, il movente, la causa, dove praticamente forse anche per futili motivi, una banalità, c'è stato un primo diciamo, alterco fra 2 ragazzi, no, appartenenti alle rispettive famiglie, poi uno ha chiesto l'ausilio di un altro componente, alla fine si sono affrontati proprio in strada, dando origine ad una vera e propria rissa. Erano poco prima delle 13, quindi in pieno giorno, tanto che gli stessi cittadini hanno cominciato a telefonare al 113 segnalando quanto stava avvenendo. Sono arrivate le pattuglie delle volanti, vista anche il numero di persone coinvolte, oltre 10, anche 2 pattuglie della squadra mobile. Quindi innanzitutto riportata, ripristinata la calma. Alcuni di loro presentavano delle escoriazioni, delle ferite, tanto che è stato necessario ricorrere alle cure mediche dei sanitari, quindi tutti invitati in questura. Per tutti è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica per rissa aggravata, visto che ci sono stati anche appunto dei feriti. Alcuni dal pronto soccorso hanno riscontrato diciamo, tagli, quindi è probabile che sia stata usata anche qualche lama, qualche coltello. Sono stati fatti anche degli accertamenti, ma non sono stati rinvenuti né nei cassonetti in zona né lungo il marciapiede. Sicuramente, ripeto, un coinvolgimento dei genitori ma anche dei figli, parliamo di un'età che va dai 20 ai 40 anni, quindi tutti segnalati per questo episodio di rissa, e poi l'applicazione delle misure praticamente di prevenzione personali, dai DACUR ai DASPO, addirittura per 5 di loro che avevano anche dei precedenti per segnalazioni per vari reati, e addirittura il foglio, cioè l'avviso orale, e per 2 anche l'avviso orale aggravato del divieto di poter detenere appunto armi o spray urticanti. Tutte misure finalizzate appunto a esercitare un'azione forte di richiamo per quello che si è verificato. Vuole dare un messaggio ai cittadini della zona, questore?
Sì, un episodio, ripeto, siccome è avvenuto alla luce del giorno, sicuramente è un episodio particolarmente cruento dove hanno assistito appunto i residenti, ma si è trattato proprio di uno scontro tra due nuclei familiari ben distinti, già attenzionati, già conosciuti, e comunque poi subito contestualizzato l'intervento grazie alle segnalazioni dei cittadini, dei residenti, e con l'adozione delle misure di natura amministrativa preventiva, oltre che alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Padova. Quest'ora di Padova, Marco Odorisio, a microfono di Chiara Gaiani. Grande impressione, attimi di terrore ieri sulla Brindisi-Lecce per l'assalto a un portavalori vicentino della Battistolli. Il colpo è fallito, ma sono stati vissuti momenti molto drammatici. I responsabili di questa tentata rapina sono stati arrestati. Guarda, stanno rubando il furgone, guarda. Guarda. L'assalto ad un furgone portavalori della ditta vicentina Battistolli si consuma in pochi minuti sulla statale 613 in Puglia, all'altezza di Tuturano, frazione di Brindisi. Un comando di 6, forse 8 persone col volto travisato e armati di tutto punto con Kalashnikov ha fermato il mezzo blindato con l'inganno di una vettura Alfa Romeo dotata di lampeggiante blu simile a quelli delle forze dell'ordine. In pochi istanti viene piazzata una carica esplosiva nel tentativo di arrivare al carico di denaro, mentre sulla corsia opposta si forma una colonna di curiosi investiti a loro volta dall'onda d'urto. Sul posto arrivano i carabinieri, contro i quali i banditi mettono in atto una sparatoria nella quale nessuno è rimasto ferito. Il bottino nel frattempo rimane nel blindato, il comando è costretto alla fuga. In 2 rubano l'auto di una studentessa diretta all'università per un esame e tentano la fuga a tutta velocità. Inseguiti dai militari vengono catturati dopo un rocambolesco inseguimento concluso con un tentativo di fuga a piedi. Nella colluttazione un carabiniere rimane lievemente ferito, mentre i 2, entrambi foggiani, vengono portati in caserma. È in corso la caccia al resto della banda, che ha abbandonato i veicoli a chilometri di distanza senza riuscire a mettere a segno il colpo e senza, fortunatamente, danni alle persone coinvolte in uno scenario drammatico. Servizio di Mirko Cavallin. Sentiamo adesso Daniele Garbin con le reazioni dei sindacati e della stessa società che è responsabile di questi trasporti ad alto rischio. C'è il rischio che si arrivi non più a feriti, ma purtroppo si può rischiare di avere le prime vittime tra le guardie giurate. Per questo il primo pensiero alla sede centrale di Vicenza è stato rivolto ai vigilantes chiusi nel furgone. In 2 anni è il 12° assalto ai portavalori della Battistolli che avviene in zona. La prima notizia che cerchiamo quando succedono questi eventi è la salute dei nostri collaboratori, che naturalmente è la principale nostra preoccupazione. I colpi sparati nei confronti delle forze dell'ordine erano ad altezza uomo, quindi determinati a far male. E purtroppo anche i cittadini rischiano, perché questa gente è senza scrupoli, non guarda niente, va avanti affatto. Mi metto nei panni dei miei lavoratori che sono in quel momento sul furgone e che subiscono questa violenza che, al di là che fisicamente non abbia portato conseguenze, chi è chiuso nel furgone, nel vano scorta e alla guida rimane in uno stato di shock che non sappiamo quanti giorni duri. La criminalità organizzata ormai agisce a livello militarizzato e giorno dopo giorno questi assalti sono dei rischi ad altissimo livello per le guardie giurate che prestano servizio sui furgoni portavalori. Bisogna alzare il livello di preparazione delle guardie giurate e i protocolli di ingaggio. Io credo che al di là di quello che noi possiamo fare a livello formativo e quanto altro, questa è una formazione che va fatta sul campo. Ognuno che vive virtualmente un tentativo di rapina non può immaginare cosa succede nel caso in cui una rapina sia vera. Noi non siamo una forza paramilitare, non abbiamo a disposizione aree e anche mezzi per poter simulare permente un assalto, l'incolumità del nostro personale
è garantito dalle blindature che noi cerchiamo sempre con attenzione che siano veramente all'altezza di un attacco così come è avvenuto. Oggi in regia Francesco Ceron e Andrea Basso e andiamo in diretta a Treviso da Marta Maragon e Simone Merlo per la parte tecnica, perché è stato individuato un ordigno a Ponte Pria a Treviso. Sentiamo Marta Maragon, a te la linea, Marta. Sì, buongiorno direttore, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo proprio nel cuore di Treviso. La notizia di poco fa: è stato ritrovato durante dei lavori di pulizia del Botteniga un ordigno bellico probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale. L'ordigno è là in fondo nel canale, lo vedete segnalato con la bandierina rossa che ora sta appunto inquadrando Simone Merlo. Questo è il punto quindi più vicino, diciamo, che riusciamo a raggiungere. Siamo proprio nel cuore di Treviso. Quella casa arancione che vedete sullo sfondo è quella con il mulinetto a fianco a Piazza Rinaldi, uno degli scorci più amati e più fotografati di Treviso. Qui alla mia sinistra il municipio, Palazzo Rinaldi, la sede appunto di Piazza Rinaldi del comune, con una serie di uffici comunali e più in là la Brat, la biblioteca dei ragazzi. Qui siamo praticamente in quelli che sono diventati i giardinetti dei diritti dei bambini, che collegano appunto l'area di Piazza Rinaldi con il Ponte de Pria che vedete ora inquadrato. Ponte de Pria che porta a Piazzale Burchiellati, le mura sono dietro, quindi proprio il cuore di Treviso. Peraltro una zona che oggi è anche particolarmente frequentata perché è una giornata di mercato. In Piazzale Burchiellati c'è appunto il mercato. Poco fa c'è stato un primo sopralluogo della questura competente per la rimozione degli ordigni con il nucleo degli artificieri e nelle prossime ore si dovrà decidere il da farsi. Al momento quindi non abbiamo ancora notizie precise su che cosa verrà fatto nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Potrebbe anche essere necessaria, ci è stato detto, un'evacuazione su breve raggio di quest'area per consentire le operazioni di disinnesco in sicurezza. Al momento sono queste dunque le informazioni che abbiamo. Dal centro di Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangoni e a Simone Merlo. E andiamo avanti con altra cronaca. A Padova, falsi corsi di formazione per ottenere crediti d'imposta. La Guardia di Finanza di Padova ha denunciato un imprenditore. Dai documenti risultava la formazione di 20 dipendenti che avrebbero seguito appositi corsi, ma niente di tutto questo era reale. E grazie a un accertamento fiscale che il gruppo di Padova della Guardia di Finanza ha scoperto come un'impresa dell'Interland, operante nella produzione e nel commercio di calzature, avesse ottenuto dallo Stato un credito d'imposta di 150.000 euro per corsi di formazione a cui i dipendenti in realtà non avevano mai partecipato, apponendo firme sui registri in modo del tutto artificioso. L'imprenditore, a seguito dell'accertamento, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova con l'accusa di indebita compensazione. Per l'uomo è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel frattempo l'imprenditore ha deciso di versare imposte evase, comprensive di sanzioni e interessi, per 195.000 euro. E grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, a Selvazzano Dentro è stata sventata la truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto maresciallo, fermato e denunciato dai carabinieri veri, un cittadino campano di 64 anni. Non hanno avuto esitazioni, hanno chiamato i carabinieri. Hanno pensato di non girarsi dall'altra parte i clienti e il titolare di un bar di Selvazzano Dentro, che, insospettiti dalla conversazione al telefono dai toni eccessivamente gentili di un avventore sconosciuto, hanno composto il 112. Fermato pochi minuti dopo da una gazzella dei carabinieri, l'uomo, un campano di 64 anni, si è rivelato un truffatore che solo pochi minuti prima era al telefono con un'anziana di 91 anni che vive a Selvazzano, alla quale
quale si era presentato come maresciallo dei carabinieri. Il nipote, secondo il malvivente, era finito nei guai per una rapina e solo grazie ai gioielli che aveva in casa, che si era fatto descrivere con dovizia di particolari, avrebbe potuto aiutarlo. Sventata la truffa, per l'uomo è scattata la denuncia. Al momento del fermo il 64enne è stato trovato in possesso di 710 euro in contanti, un Rolex e un bracciale in oro che sono stati sequestrati. Servizio di Chiara Gaiani, ancora un caso di truffa perché i truffatori sono scatenati e stavolta nelle grinfie di due malviventi è finita una coppia di coniugi di Silea. Anche in questo caso il raggiro è partito con una telefonata di un sedicente maresciallo dei Carabinieri, bottino, tutto l'oro di famiglia, circa 15.000 euro. E in questo caso si è trattato di far leva sul rispetto per le istituzioni, quindi è stato invitato il soggetto a venire qui in caserma da un fantomatico maresciallo per fare una verifica su una macchina che era stata utilizzata per una rapina, dopodiché l'altro complice si è invece recato dalla signora e le ha fatto consegnare i monili in oro perché si presumeva che fossero appunto fonte di un reato. Raggirati da due truffatori e derubati di tutti i gioielli di famiglia per un valore di circa 15.000 euro. Vittima dell'ennesimo episodio una coppia di pensionati di Silea, 75 anni lui, 70 lei, due persone colte, non certo sprovvedute, che però sono cadute nella rete dei truffatori che hanno fatto leva sull'onestà ed il rispetto delle istituzioni, in questo caso l'Arma dei Carabinieri. Abbiamo arrestato due ladri, dobbiamo fare un accertamento sulla sua auto, venga al comando di via Cornarotta ma parcheggi al Duomo, veniamo a prenderla noi, ha detto un finto maresciallo al telefono al marito, e mentre quest'ultimo andava a Treviso, il complice, sempre presentandosi come carabiniere, ha chiamato la moglie dicendo che avrebbe mandato un perito a casa per fare una verifica sui gioielli e poco dopo il perito, finto, ha suonato alla porta dicendo alla signora di mettere i gioielli in un panno, li porto in caserma dove c'è suo marito con il maresciallo. E la signora gli ha consegnato tutto l'oro di casa. Solo quando il marito è rientrato, dopo che nessuno si era presentato in Piazza Duomo, i coniugi hanno capito di essere stati truffati. Il nostro consiglio è sempre quello di non consegnare, non rispondere a queste chiamate perché né l'Arma dei Carabinieri né le altre istituzioni si presentano presso le abitazioni per chiedere oro e tantomeno denaro. Nel dubbio, ricordano ancora i Carabinieri, non esitare a fare una telefonata al 112 per verificare chi chiama o si presenta alla porta di casa. Servizio di Marta Marangon, truffatori, ladri, rapinatori, c'è stata un'escalation delle rapine, un aumento delle rapine nel Trevigiano in particolare, ma è tutto il Veneto, c'è l'allarme criminalità. A Bassano i cittadini chiedono più sicurezza, secondo la comunità bassanese è una situazione che sta degenerando. Sentiamo Nancy Galdi. Furti, violenze, aggressioni. Gli episodi aumentano e con loro cresce la preoccupazione dei cittadini costretti a vivere sempre in allerta. Anche a Bassano del Grappa e dintorni l'opinione è chiara, c'è molta paura. Il pericolo sono i furti ai vecchi e alle fregature che si ricevono tramite il telefono, quelli che ti entrano in casa, se tu hai troppa fiducia e apri la porta ti portano via tutto. C'è troppa paura rispetto a quello che è la realtà. Lei si sente sicura? No, per niente, proprio per niente. Ha questa sensazione che sia peggiorata? Sì, purtroppo sì. Cosa farebbe contro questi delinquenti? Non posso dirlo. Ma noi siamo ben protetti in casa da un impianto d'allarme. Fuori cerchiamo di evitare tutti i possibili problemi. Io personalmente mi sento che il governo ci ha preso in giro perché la sicurezza non c'è. L'ha promessa ma non ce l'ha data. Una situazione che sta sfuggendo di mano. Basta vedere le statistiche, quanto sono aumentati i furti, scippi, eccetera. Quindi sono dei dati oggettivi, non dei dati a sensazione della gente. Sì. Io sono qui solo da 3 anni, quindi non sono di Bassano, però da quando sono qui abito appunto in centro e ho notato delle differenze, c'è un po' più di aggressività e di violenza. Ci sono sempre stati, ma stanno un pochino peggiorando. È peggiorata la violenza, ecco, quello sì.
Quali le soluzioni? Risposte semplici non ce ne sono, anche se qualcuno un'idea ce l'ha. Semplicemente l'applicazione delle leggi senza cercare leggi speciali. Normative più severe. Controllo di vicinato, questo a me sembra una cosa che oltretutto favorisce anche la conoscenza e l'integrazione fra le persone, che secondo me oggi è uno dei grossi problemi di questa società. E da ieri a Treviso autisti e controllori del trasporto pubblico indossano le bodycam, telecamere a registrazione continua da utilizzare come prova in caso di violenze o aggressioni da parte di chi sale sugli autobus senza biglietto. Sentiamo. Abbiamo presentato alla motorizzazione, d'accordo anche col prefetto e con il questore, un progettino per blindare e quindi garantire l'incolumità all'autista che fa il suo dovere. Abbiamo trovato sicuramente sia la motorizzazione che il prefetto e il questore d'accordo e quindi stiamo procedendo in questo senso. Una lastra di vetro antisfondamento per tutta la larghezza dell'autobus, dividendo il posto guida e l'uscita anteriore dal resto del veicolo. Sarebbe questo il nuovo accessorio che MOM si appresta ad omologare e montare sui veicoli destinati al trasporto delle tifoserie. Una barriera mobile pensata dopo l'aggressione di dicembre ad un autista da parte dei tifosi del Mestre, con il presidente Colladoni irremovibile sulla decisione di non fornire più il servizio per non mettere in pericolo i suoi conducenti. Ora si aspetta solo il via libera della motorizzazione per un dispositivo che potrebbe essere copiato da altre aziende di trasporto. Un annuncio nel giorno dell'attivazione delle bodycam. Come è andato il primo giorno con le bodycam? È andata bene, abbiamo avuto un passeggero che ha avuto un po' di resistenza, ma come ha visto le bodycam ci ha dato i documenti subito. Indossate da autisti ma anche da controllori o, come citano le casacche, agenti di polizia amministrativa, si stanno rivelando un deterrente efficace a violenze e intemperanze da parte di chi sale sui bus senza biglietto. Polizia amministrativa perché sono dei pubblici ufficiali e quindi rispondono come polizia amministrativa. Quanti sono? I nostri controllori sono 8, abbiamo anche 5 autisti che fanno anche da controllori. La nostra intenzione è quella di raddoppiare il numero a breve. Registrazioni continue durante tutto l'orario di servizio da utilizzare come prova sia per eventuali contestazioni alle infrazioni, ma soprattutto in caso di aggressioni e devastazioni, come quella di sabato scorso ai danni di un bus della Barzi. Servizio di Lucio Zanato. Intanto la Camera di Commercio Vicentina considera sproporzionata il confronto tra la ricchezza del commercio locale nel centro storico e la presenza non adeguata delle forze dell'ordine. Sentiamo. È la provincia di Vicenza che è in termini economici la prima provincia veneta come valore economico, dal punto di vista di forze di polizia, in particolare della Polizia di Stato, noi siamo la Cenerentola del Veneto. L'allarme viene lanciato dalla Camera di Commercio di Vicenza, che ha elaborato una serie di dati che evidenziano la carenza di personale della Polizia di Stato in riferimento alle attività economiche del territorio. Stando ai dati dell'Ufficio Studi, Vicenza concorre per il 19,7% al valore economico del Veneto, davanti a Verona, Padova, Treviso e superando Venezia, Belluno e Rovigo. E la quota di dotazione di personale della Polizia di Stato assegnata dall'ultimo decreto è pari al 9%. Sappiamo benissimo che chi vuole investire ha bisogno come bene primario quello della sicurezza, quello che i propri stabilimenti siano tutelati dalla criminalità. Tra i dati anche l'analisi delle risorse di polizia assegnate rispetto ai fenomeni di criminalità registrati. Con oltre 26.000 delitti denunciati, Vicenza ha il primato in regione di numero di delitti per agente di polizia, 106,3. E dal 2008 ad oggi si è scesi dai 491 poliziotti ai 344 attuali. Presidio del territorio e garanzia di sicurezza, evidenzia la Camera di Commercio, che rappresentano elementi essenziali anche dal punto di vista della competitività e di attrattività degli investimenti, di cui l'appello alle istituzioni. L'appello nei confronti del Ministero dell'Interno, come in primis dei nostri amministratori, deputati, senatori, affinché Vicenza non sia più la Cenerentola del Veneto.
Servizio di Luisa Bertini, e vediamo gli Epstein Files, da cui emergono interessi immobiliari del miliardario morto suicida in carcere per pedofilia, immobiliari in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Ci sono state individuate offerte per la Villa Barbarigo a Padova e Castello Duino a Trieste. Il dramma sulla Grappa, nella notte è stato recuperato il corpo senza vita di Beniamino Carlesso, 70enne di Loria, sgomento in paese dove l'uomo era molto conosciuto. Una persona vera, autentica e soprattutto semplice nel suo modo di essere, buono, generoso. Tanto generoso. C'è un dolore enorme e composto nelle parole di Marisa Tiatto, la moglie di Beniamino Carlesso, il 70enne di Loria trovato senza vita in un canalone nella valle dell'Astego sul Grappa. L'uomo, grande esperto di montagna, aveva intrapreso domenica una camminata dopo aver descritto alla moglie il suo percorso come faceva sempre. Sarebbe dovuto rincasare nel pomeriggio, ma qualcosa è andato storto. Non vedendolo rientrare è stato lanciato l'allarme, sono partite le ricerche anche con l'utilizzo dei droni sino alle 3 di notte, quando il corpo senza vita dell'escursionista è stato recuperato. Pare abbia cercato di superare una delle slavine che avevano coperto uno dei sentieri che stava percorrendo, ma sarebbe scivolato facendo un volo di almeno 150 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Una persona ben voluta da tutti, schiva ma con un grande cuore, ricordano i figli di Beniamino Carlesso, Francesco e Andrea. Il nostro papà era una persona di fatti, che si spendeva per gli altri, per la famiglia in primis. Ci ha trasmesso tanti valori e noi li portiamo nel cuore. A cominciare dalla montagna? A cominciare anche dallo sport, dalla montagna, sì. Il paese è sconvolto, ci dice il medico di base di Carlesso, il dottor Claudio Spinello. Se parlavi di montagna gli si illuminavano gli occhi, era un piacere sentirlo, ascoltarlo, conosceva tutti i sassi, tutti i percorsi, quindi secondo me è la casualità, non può essere un'imprudenza. Era troppo bravo e troppo preciso, troppo meticoloso sulle sue cose. Ed è l'amico del calcio, Elvio Basso, che racconta le sue grandi doti come portiere. E lui era fortissimo, perché alla fine era chiamato Ragno Nero perché assomigliava a Cudicini degli anni 70-75 del Grande Milan. Beniamino Carlesso ricoprì anche la carica di consigliere comunale sotto il primo mandato dell'allora sindaco Roberto Vendrasco. Tutte le mattine andava in bicicletta nello stesso bar, si sedeva allo stesso posto e ordinava sempre lo stesso caffè macchiato, leggendo il giornale. Mancherà? Abbastanza. Infatti questa mattina pensavo di vederlo, perché ogni mattina, e poi ho sentito la notizia. Il funerale di Beniamino Carlesso sarà celebrato mercoledì 11 febbraio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Loria. Servizio di Vanessa Banzato, vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Colta da malore nella notte a Cassola, è morta una mamma di 46 anni. E poi una storia che ricorda quella di Cortina d'Ampezzo. Ha dimenticato l'abbonamento. Mio figlio disabile fatto scendere dall'autobus, il successo a Vicenza. Amalo vive al di là del ponte crollato, si infanga nel sentiero, a scuola gli fanno la nota. E poi a Sovizzo siamo il paese della veggente, ignorati nell'anno del giubileo. E il malore fatale alla festa, è morto un alpino di 74 anni. A Breganze perseguita e picchia i genitori per anni, poi il pentimento in una lettera, sconterà la pena in una comunità. Si è dichiarato completamente estraneo ai fatti l'80enne interrogato alla Procura di Milano, sospettato di essere uno dei cosiddetti cecchini del weekend a Sarajevo. Ma secondo lei perché è finito in questa situazione? Senta, il suo datore di lavoro diceva che non è vero che andavate in botte in quegli anni.
Cappellino nero e mascherina sul volto per non farsi riconoscere. Così l'80enne ex camionista di San Vito al Tagliamento, indagato dalla Procura di Milano per presunti omicidi commessi durante l'assedio di Sarajevo tra il 1992 e il 1995. È stato intercettato all'uscita dell'interrogatorio. Davanti ai magistrati è rimasto per circa un'ora e mezza. All'incontro hanno partecipato gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il pubblico ministero Alessandro Gobbis e il procuratore Marcello Viola. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe risposto a tutte le domande, negando ogni accusa e sostenendo di non essere mai stato a Sarajevo. Crede di aver chiarito la sua posizione? Spera di uscirne bene? Quante volte è andato in Bosnia? Al momento l'80enne è l'unico indagato ufficiale nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend. In base a testimonianze e materiali d'archivio, alcune persone infatti si sarebbero infiltrate tra i militari per sparare contro civili, anche donne, anziani e bambini. La procura sta inoltre valutando anche l'ipotesi che tiratori stranieri siano stati pagati per compiere gli omicidi. All'uscita dagli uffici giudiziari l'uomo non ha rilasciato dichiarazioni e ha raggiunto rapidamente l'auto che lo ha riportato verso casa. Sul posto anche il suo difensore, l'avvocato Giovanni Menegon, che ha commentato brevemente la vicenda. Il mio assistito ha risposto alle domande del pubblico ministero, ha ribadito la sua assoluta estraneità ai fatti e confida che a questo punto la magistratura, e ci pare che sia così, al di là del clamore mediatico di questi momenti, verifichi, accerti, ripeto, l'assoluta estraneità del signor segretario di Stato. Ma all'epoca quindi io non ho altro da aggiungere. Ve l'ho spiegato. Non si finisce. Non ci sono altre cose. Così dall'oggi al domani. Solo una domanda, avvocato, solo sulla testimonianza. Poche parole e poi la fuga, il passo accelerato, la rincorsa dei giornalisti e la scelta di non rispondere ad altre domande. È l'esercizio della diritto di difesa. Siamo tutti professionisti. Non ho altro da aggiungere. Se si ferma un attimo riusciamo a parlare, avvocato, perché siamo tutti, non registriamo ma siamo... Grazie. Solo una cosa, avvocato, ha detto il suo assistito: mi faranno morire con questa storia. Posso chiamare? Non siamo riusciti a parlare con lui. Se posso dirci solo come sta, come sta vivendo. Non ho altro da aggiungere se non ribadire l'assoluta estraneità ai fatti del mio assistito. Servizio di Federico De Rossa. Adesso andiamo a Feltre in diretta da Tiziana Bolognani con il nostro operatore Tommaso Migot per un secondo incendio alla Idro dove da tempo i lavoratori sono già in cassa integrazione. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno, hai detto bene, la situazione è davvero di grandissima, di estrema preoccupazione. Questo secondo incendio ieri mattina ha interessato una cabina elettrica all'interno dello stabilimento, è un episodio che accade a distanza di poche settimane da un altro analogo evento che naturalmente lascia intendere che probabilmente all'interno dello stabilimento la proprietà non starebbe facendo quello che dovrebbe fare, cioè quello per esempio anche di curare le manutenzioni, rispetto a una platea di lavoratori che invece da sempre garantiscono non solo la loro presenza, ma con la loro presenza la qualità del lavoro e quindi il reddito alla proprietà. Con me la sindaca di Feltre Viviana Fusaro, che si è spesa in queste settimane assieme naturalmente a tutte le istituzioni coinvolte, che domani sarà al tavolo ministeriale a Roma e diciamo che il clima, sindaca Fusaro, non è certamente dei migliori. Beh, guardi, con questi nuovi episodi noi ci portiamo al tavolo chiaramente con problematiche ulteriori rispetto a quelle che avevamo già sottolineato la volta precedente. Dobbiamo avere delle garanzie relativamente al fatto del ripristino della produttività della fabbrica. Una sicurezza per i lavoratori, qualora si sia paventata, come mi pare di aver capito, la cassa integrazione, di avere comunque una retribuzione che sia la retribuzione piena del proprio lavoro e soprattutto una garanzia della continuità della produttività e in tempi più rapidi rispetto a quello che prevedono, nel senso che parliamo di settimane di ripristino della fabbrica. Io credo che si possa svolgere più rapidamente un'azione di ripristino, ma e soprattutto
Oltre a questo, noi andiamo a Roma pensando di poter avere delle indicazioni precise relativamente a una cessione dell'azienda. Una cessione che deve svolgersi in maniera chiara, trasparente, con delle indicazioni che possano dare una garanzia ai nostri lavoratori, ai quali esprimo tutta la solidarietà in questo momento per quello che è accaduto e che insomma incontrerò anche domani attraverso le rappresentanze sindacali per poter portare avanti insieme a loro un'azione ferma e determinata nei confronti dei nostri lavoratori e del nostro territorio. Anche perché lo dobbiamo dire, anche stamattina ci sono state assemblee, si susseguono le assemblee, la preoccupazione è davvero importante, pesante per uno stabilimento, uno storico stabilimento che sorge proprio nel cuore della città di Feltre e che rappresenta per il territorio sì il lavoro, sì la certezza, sì anche tutti gli aspetti sociali che riguardano e che investono naturalmente la continuità produttiva, per cui queste richieste all'azienda, alla proprietà di essere chiari e precisi e di procedere, visto che le loro intenzioni, procedere per una cessione dello stabilimento che sia il più veloce possibile, sono imprescindibili, vero Sindaco? Guardi, sono imprescindibili, ripeto, già la volta precedente noi avevamo chiesto delle garanzie anche per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori. Abbiamo visto in questi giorni che anche queste garanzie non sono state mantenute e quindi sarà ancora più forte l'azione di domani, certamente in termini di confronto, per carità, però con delle chiarezze che vogliamo vengano espresse da parte dell'azienda anche per quanto concerne questo. L'azienda si deve rendere conto che, come diceva lei, è una fabbrica storica che vive all'interno proprio di una città che ha tutto il proprio indotto, per la quale peraltro la città e la comunità si è espressa in maniera assolutamente solidale fin dall'inizio, dal primo comunicato di ipotesi di chiusura. Quindi tutto il territorio è attento a questa situazione. Noi siamo garantiti per fortuna a livello ministeriale, siamo riusciti a giungere a quel tavolo che diventava fondamentale per una risoluzione e avendo potuto partecipare a questo tavolo, essendo giunti a un tavolo ministeriale, noi sappiamo di avere il pieno appoggio dello Stato e quindi su questo contiamo al fine di divenire a delle soluzioni che siano le più veloci possibili e le più serie nei confronti dei lavoratori. Io ringrazio la sindaca di Feltre Viviana Fusaro. Questa sera certamente saremo in grado di fornirvi anche le risultanze delle assemblee dei lavoratori che vi ho anticipato, con i lavoratori che vi ho anticipato si stanno susseguendo. Ci sono le RSU, le rappresentanze sindacali unitarie di fabbrica, ma ci sono naturalmente anche i referenti dei sindacati maggiormente rappresentativi, cioè la FIOM CGL, la FIM CISL. Quindi tutti gli aggiornamenti nei telegiornali di questa sera. Per il momento da Feltre è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Tommaso Migotta. Vediamo la cerimonia in Parlamento a Montecitorio per il giorno del ricordo. Il giorno del ricordo, Giorgia Meloni era presente, pagina dolorosa, ha detto vittima per decenni di imperdonabile oblio, ma per la sinistra valorizzare l'identità italiana è inopportuno. Questo è il titolo del giornale. Il giorno del ricordo che è stato istituito proprio per ricordare le vittime delle foibe, cerimonia in tutta Italia. Andiamo a Venezia da Edi Kaliman.
in questo momento in tantissime città italiane, da Torino a Milano fino a Napoli, a Bari, anche a Palermo, a Cagliari, si sta facendo una cerimonia come questa, e anche in tante città, in tanti luoghi della città metropolitana di Venezia. Ecco, questa è una cosa che fino a 20 anni fa sembrava quasi improponibile. Certamente la legge sul giorno del ricordo ha portato a queste realtà, e devo dire che noi siamo veramente molto, molto contenti di questo, perché non è un qualcosa che fugge solo il 10 febbraio, ma qualcosa che resta tangibile diciamo per tutto l'anno. Ci sono italiani che sono stati e sono diventati italiani 2 volte, uno per nascita perché erano nelle terre italiane e uno per scelta, quando hanno dovuto decidere se rimanere italiani o cambiare, diciamo, stato nelle terre dove sono cresciuti, e penso che questa sia la riflessione più importante, quindi italiani 2 volte. Portano il mio stesso nome e la storia degli esuli istriani, che insieme ai fiumani, ai dalmati e a tutti gli istriani sono dovuti venire via da una terra che era la loro, che era parte della nostra nazione. Noi vediamo come la storia entri nella vicenda delle persone e in qualche maniera la traumatizzi, la modifichi, eccetera. E io devo essere grato a chi ha voluto questa legge, perché ha costituito anche in me stesso un processo di rielaborazione della vicenda della mia famiglia, perché mio padre, che fece la guerra partigiana, poi fu costretto ad andare via, quindi stavamo su 2 parti, e però è stato costretto ad andare via. L'unica colpa che ha avuto questa gente era di essere italiani. Sono nato a Zara nel 1932, sono venuto qui in Italia nel 1948 appena, perché dopo la guerra, dopo l'occupazione croata da Jugoslavia, hanno bloccato tutto le partenze. I miei genitori hanno dovuto 3 anni a battere perché vengano riconosciuta la cittadinanza italiana. Poi finalmente siamo venuti nel maggio del 48, siamo riusciti a venire in Italia. Un viaggio rocambolesco, non facile da fare, già difficile per spiegarlo. La memoria non è solo quella del cervello che dice, quella che deve rimanere sempre in allenamento, perché noi abbiamo tanti anni ormai, bisogna punzecchiare. Grazie a Eric Kalimann e a Sandro Ponchio. Era la cerimonia a Marghera nel giorno del ricordo, e la strage di Pedescala, ricorderete, nel 1945, nel maggio del 1945, i tedeschi uccisero decine di persone a Pedescala in Valdastico. Sono state risarcite dopo 81 anni 2 anziane figlie di vittime della strage. Le 2 persone che hanno ottenuto giustizia e che hanno visto riconoscere un diritto al risarcimento del danno, si tratta appunto di una signora che ha quasi 90 anni e di una signora che ha 80, che hanno visto rispettivamente la morte del papà all'età di 35 anni, mentre la seconda signora che ha attivato questo giudizio ha visto la morte del papà e del fratello, ma non era ancora nata. L'avvocato Roberto Rigoni Stern ha condotto in porto una battaglia legale relativa all'eccidio di Pedescala, commesso dalle truppe del Terzo Reich 81 anni fa. Era il 30 aprile 1945 quando i nazisti in ritirata misero in atto una rappresaglia ferocissima. Il bilancio fu di 63 civili uccisi a Pedescala, altri 19 nelle frazioni di Forni e Settecà, nel comune di Valdastico. Oggi quella strage è definita da un tribunale un crimine contro l'umanità.
Lo stabilisce il Tribunale di Venezia, che riconosce la responsabilità della Repubblica Federale di Germania. I congiunti hanno diritto a un risarcimento complessivo di oltre €500.000. I familiari accederanno al fondo istituito nel 2023 per le vittime dei crimini nazisti. La sentenza mette in evidenza un principio fondamentale, che è quello della imprescrittibilità dei diritti delle persone ad ottenere il risarcimento del danno nei casi di crimini internazionali, nel caso in cui per questi reati sia prevista la pena dell'ergastolo. Dopo 81 anni queste persone che hanno voluto intraprendere questa azione legale hanno ottenuto il giusto ristoro dei danni per la perdita dei loro congiunti, in un fatto molto drammatico che ancora oggi è presente nelle coscienze delle persone del posto. C'è stato un passaggio chiave. Rispetto agli accordi di Bonn del 61 è stata una sentenza del 2004 della Cassazione che ha riaperto alla possibilità di chiedere risarcimento del danno per crimini nazisti. Il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni-Stern, nel servizio di Ivano Tolettini. Adesso torniamo a Treviso perché gli artificieri hanno stabilito che l'ordigno bellico non era un ordigno. Torniamo da Marta Marangona. A te, Marta. Sì, eccoci qua, abbiamo degli aggiornamenti da Treviso circa la notizia che vi abbiamo dato prima. Sono arrivati gli artificieri, sono scesi in acqua e hanno verificato, e la notizia è buona perché non si tratta di un ordigno ma di un oggetto metallico, probabilmente una latta, una bomboletta, che aveva tutte le sembianze, però ci hanno detto gli artificieri, di un proiettile d'artiglieria, quindi era molto facile per un occhio non esperto confonderlo, anche perché era lì da chissà quanti anni, completamente arrugginito. Gli artificieri hanno quindi verificato la non pericolosità dell'oggetto, che è stato per cui recuperato e portato fuori dal fiume. Bene hanno fatto, ci hanno detto i poliziotti, gli operai del comune, ad attivare tutta la procedura di questi casi, perché ovviamente era molto facile appunto non riconoscere la natura dell'oggetto, e soprattutto non è la prima volta che ritrovamenti di questo tipo si verificano, in particolare nelle acque dei fiumi, per cui si è attivata appunto tutta la procedura, peraltro molto velocizzata, nel senso che, trattandosi di un contesto altamente urbanizzato in mezzo alle abitazioni nel cuore della città, era necessario verificare immediatamente se ci fosse una qualche pericolosità. Scongiurato il pericolo, quindi l'oggetto è stato rimosso e possiamo dire la situazione è tornata alla normalità. Linea allo studio. Grazie a Marta Marangona. Adesso andiamo a Vicenza in diretta da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, perché sul Tribunale della Pedemontana un appello congiunto del sindaco Giacomo Possamai e degli avvocati di Vicenza. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Infatti siamo proprio in compagnia con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e con il presidente dell'Ordine degli Avvocati Alessandro Moscatelli, che ringrazio proprio perché oggi hanno presentato questo appello congiunto che parte da Comune e Ordine degli Avvocati. Hanno scritto al presidente della Commissione Giustizia alla Camera. Il motivo? La ragione è che è stato presentato il disegno di legge per l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, quindi sulla geografia giudiziaria. Abbiamo sempre sentito dire, c'era sempre stato detto che il nuovo tribunale non avrebbe intaccato il personale dei tribunali di Vicenza, Padova e Treviso, che sono 3 tribunali che sono già in difficoltà. Invece purtroppo il testo di questo disegno di legge dice esattamente il contrario, cioè che il personale andrà reperito nei tribunali limitrofi, cioè appunto Vicenza, Padova e Treviso. Questo significa mettere definitivamente in ginocchio questi tribunali, in particolare il Tribunale di Vicenza, e vuol dire trasgredire la parola che era stata data, e cioè che non ci sarebbe stato un impatto sui tribunali attualmente in attività, e quindi chiediamo di essere auditi alla Camera dei Deputati per poter spiegare la nostra posizione, ma anche illustrare perché per noi questa scelta è profondamente sbagliata.
E comunque tutto ancora si può cambiare, ancora è una situazione in evoluzione. La vicenda è assolutamente aperta, nel senso che il disegno di legge attualmente è all'esame delle Camere, i parlamentari nella loro legittima attività possono presentare emendamenti, votare, non votare i provvedimenti, e quindi noi vogliamo essere auditi esattamente per questo, cioè per fare in modo che i parlamentari si rendano conto di quanto grave sarebbe questo errore. Ecco, far sentire la vostra voce, io con lei entrerei nel merito alla situazione numerica di quello che presenta il Tribunale a Vicenza per quanto riguarda sia i magistrati sia il personale amministrativo. L'abbiamo già detto più volte, le scoperture soprattutto del personale amministrativo sono delle scoperture che superano il 45% della pianta organica, e quelle del personale togato, dei magistrati, si attestano intorno al 20%. Però queste sono delle percentuali che riguardano tutto il distretto, lo avete sentito dalla Presidente della Corte d'Appello di Venezia, tutti i tribunali del Veneto hanno una scopertura media che supera il 40%. E quindi anche il Tribunale di Treviso e anche il Tribunale di Padova. Come giustamente diceva il Sindaco, significherebbe aumentare l'inefficienza di una inefficienza che esiste già. L'apertura del Tribunale di Bassano toglierebbe delle risorse al Tribunale di Vicenza, che si vedrebbe certamente ridotto il territorio, ma con una scopertura del 50% quasi del personale amministrativo si andrebbe a togliere e a drenare ulteriore personale, e ci chiediamo come potremmo portare avanti il lavoro, e che poi significa le risposte che diamo ai cittadini, i giorni di attesa delle sentenze, i tempi di rinvio delle udienze. Questo poi significa, quando noi parliamo di queste cose, il precipitato è i giorni delle sentenze, i tempi in cui il magistrato lascia le decisioni in cancelleria e via discorrendo. Ecco, direttore, l'abbiamo sentito, preoccupazione relativa appunto alla carenza delle risorse. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie molte Luisa Bertini e Simone Squarcina. Andiamo avanti con le Olimpiadi, vediamo un'ultima ora combinata a squadre nello sci. Le donne, Goggia cade ed è fuori, la prima Johnson, la terza Pirovano. E seguiamo tutti il decorso del ricovero di Lindsey Vonn, che è stata portata dopo un grave infortunio a Cortina d'Ampezzo al Cafoncello, dove la sciatrice americana è stata operata per una frattura alla tibia, e ha scritto questa notte un post in cui dice: non ho rimpianti. Ci ho provato, ho sognato, ho saltato. Sintetizza così la sua Olimpiade, la sua gara di discesa libera durata solo pochi secondi, la campionessa americana Lindsey Vonn nel post social pubblicato quando in Italia mancava poco alla mezzanotte. Il suo primo messaggio all'indomani del grave infortunio sulla pista Olimpia di Cortina. Dall'ospedale di Treviso, dove è stata ricoverata e operata per la frattura alla tibia sinistra, Vonn si racconta: ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo sognato, non è stato il finale di un libro o di una favola, ma solo la vita. Ho provato a sognare e ho lavorato tantissimo per farlo, perché nelle gare di discesa di sci la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere di soli 5 pollici. Ero semplicemente 5 pollici più stretta sulla mia linea quando il mio braccio destro si è impigliato nella porta, facendomi girare e cadere. Il mio legamento crociato e i precedenti infortuni non c'entrano niente con la mia caduta. Fuga i dubbi e le polemiche, sa di avere gli occhi di tutti addosso, ma anche il sostegno dei suoi tifosi e amici come Yannick Sinner, che su Instagram posta una foto insieme e scrive soltanto: pensando a te, Lindsey Vonn. La 41enne americana prosegue il suo messaggio parlando della grave frattura della tibia, frattura, scrive, al momento stabilizzata, ma a cui serviranno varie operazioni per essere sistemata completamente. Nonostante l'accaduto, aggiunge, non ho rimpianti. Essere al cancelletto di partenza è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che fossi lì e avevo una chance di vincere è stata la vera vittoria. Ero consapevole che gareggiare fosse un rischio. Lo sci è sempre stato e sempre sarà uno sport incredibilmente pericoloso. E come nelle gare di sci, prendiamo dei rischi nella vita. Sogniamo, amiamo, saltiamo e a volte cadiamo. A volte i nostri cuori si spezzano, a volte non raggiungiamo i sogni che avremmo potuto raggiungere, ma questo è anche il bello della vita, ci possiamo provare.
La campionessa non si piange addosso, ma cerca anzi di essere di ispirazione per gli altri. Spero che se qualcosa trarrete di insegnamento dalla mia esperienza sia avere il coraggio per provarci alla grande. La vita è troppo breve per non provare. L'unico fallimento nella vita è proprio non provarci. Io credo in voi tanto quanto voi avete creduto in me. Belle parole di Lindsay Vonn. Il servizio di Lina Paronetto è un po' la replica a chi la rimproverava di avere comunque continuato a sciare raggiunti i 41 anni. È un atleta, finché ha la passione, la voglia di vincere, non deve ovviamente, è giusto che vada avanti e che non si fermi. E dopo il caso che ha suscitato molte polemiche, quello del bambino fatto scendere da un autobus in Cadore perché con un biglietto che non era completo, questo biglietto ha camminato diversi chilometri nella neve. Un'altra vicenda simile, un disabile che è stato fatto scendere da un autobus perché privo di abbonamento. Sarebbe rimasto solo, sotto la pioggia, alla fermata del bus dopo essere stato fatto scendere dall'autista del mezzo di trasporto pubblico per aver dichiarato di essere rimasto sprovvisto del tesserino di abbonamento. Protagonista uno studente quindicenne disabile che sarebbe tornato a casa dopo la scuola solo grazie all'intervento del nonno, contattato successivamente dal ragazzino col cellulare. Un grave episodio riportato dalla Stampa che richiama alla memoria la vicenda di fine gennaio dell'11enne in provincia di Belluno fatto scendere dall'autobus linea 30 a Calalzo Cortina, costretto a camminare per 6 km al gelo sotto la neve perché sprovvisto della maggiorazione del biglietto disposta per le Olimpiadi invernali. A Vicenza il fatto sarebbe accaduto in corso San Felice nei pressi della fermata dell'Istituto Piovene. Il ragazzino disabile era convinto di essersi dimenticato il documento di viaggio, ritrovandolo invece subito dopo essere stato fatto scendere dal bus. Un comportamento dell'autista inaccettabile che la madre avrebbe reso pubblico denunciando l'accaduto. L'azienda SVT da noi contattata si riserva al momento di commentare l'accaduto e di aver avviato verifiche interne. Se l'episodio fosse confermato come descritto, il comportamento del dipendente verrà sanzionato perché è contrario alla politica di SVT e delle regole di viaggio descritte anche nella carta dei servizi aziendale. Servizio di Daniele Garbini. Adesso la politica continua ad agitare le acque della politica locale e nazionale, la formazione del generale Roberto Vannacci, che ha fondato un nuovo partito, si chiama Futuro Nazionale, e ovviamente travaglio all'interno della Lega, al partito del quale Vannacci era vice segretario, e Salvini che dice è una storia chiusa e riguardo a Zaia non chiude la porta a una prospettiva di una sua candidatura a sindaco di Venezia. Sentiamo. Vannacci 2027 potrà correre col centrodestra. Capitolo chiuso, ragazzi. Io sono un alleato della coalizione. Capitolo chiuso. Io quando stringo la mano e guardo in faccia una persona mi fido. Quando viene meno questa fiducia, capitolo chiuso, non sto a cruciarmi e guardo avanti. E direte no a un ingresso? No, ma abbiamo cose più serie di cui occuparci, onestamente. Tipo le elezioni a Venezia, c'è un candidato, espressione del centrodestra, di che partito, se si può dire qualcosa? Fatto salvo che io quando vado a Venezia per lavoro, anche settimana scorsa, mi fermano per le calli chiedendo Zaia, e quindi c'è sicuramente un candidato che metterebbe d'accordo tutti e vincerebbe, però siccome parlo con Luca tutte le settimane ci sono tante possibilità su cui lavorare, e quindi se non sarà lui ci sarà sicuramente una soluzione all'altezza, ma la forza della Lega e la forza del centrodestra è la squadra, non è solo il singolo, e quindi conto che la scelta venga fatta a breve. Così Matteo Salvini, intervistato dai nostri colleghi di Trieste, e invece ieri il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani ha riunito il centrodestra per fare una filiera che formi una squadra compatta e coesa non solo a livello locale ma anche nazionale. Sentiamo. È una lobby positiva questa, è quella del Veneto, che sicuramente fa gli interessi del Veneto. Pensare e agire tutti con un unico obiettivo, la nostra regione.
È partito a Catron, lungo il Sile, il nuovo corso del centrodestra veneto. In una riunione convocata dal presidente Alberto Stefani, che per molti, tra parlamentari, consiglieri regionali ed eurodeputati, è stata quasi una sorpresa, il governatore, forte della sua esperienza a Roma e non solo, ha chiesto a tutti di guardare verso un'unica direzione. Creare una filiera che porti il livello locale, il livello regionale, il livello nazionale, il livello europeo a dialogare nell'interesse del Veneto. Noi dobbiamo essere protagonisti nelle istituzioni nazionali e sovranazionali. E per dimostrare che si può fare, il Presidente richiama il progetto di una grande azienda regionale per gestire l'intera rete autostradale veneta e la variante della Romea, reinvestendo gli utili stimati tra gli 80 e i 100 milioni di euro all'anno nella manutenzione e sicurezza del territorio. Lo sblocco della holding autostradale all'epoca avvenne proprio grazie ad un emendamento, tra l'altro con un governo di centrosinistra, e il centrodestra, facendo squadra anche con alcuni esponenti di centrosinistra, era riuscito a portare a casa questo risultato. Un primo incontro dove c'è stata piena adesione al progetto a tutti i livelli, iniziando da Roma, come ha sottolineato da Fratelli d'Italia il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo. Una cabina di regia doverosa per affrontare tanti temi, sapendo che oggi abbiamo una grossa pattuglia sia di parlamentari che di consiglieri regionali che hanno la fortuna di amministrare sia la nazione che il Veneto, e quindi è logico che la politica debba fare sintesi di tutto ciò, anche per essere veramente utili e strategicamente importanti per questo territorio. Ma si parla più di filiera politica oppure di lobby? È lo stesso, l'importante è il risultato. Si è sempre detto, e per moltissimi anni è stato vero, che il Veneto è un gigante economico, un nano politico, perché altre regioni portano a casa molto più di quello che gli spetta e noi facciamo più fatica. Parlo dell'interlocuzione con Roma, ma anche verso l'Europa. Dobbiamo copiare dei siciliani? Ma su alcune cose il copiare non è negativo se le cose sono positive. Una su 100.000, loro su questo sono più bravi di noi a far squadra. Ma il presidente Stefani vuole andare oltre, coinvolgendo anche il centro-sinistra. A medio termine intendiamo anche coinvolgere eventualmente altri gruppi politici, magari in materie ovviamente trasversali su cui si possa fare squadra. Ci sono delle scelte che non hanno colore politico, non possono avere colore politico e che fanno l'interesse del Veneto. E su queste scelte il Veneto, tutto, da destra a sinistra, deve essere compatto e avere una voce forte. Servizio di Lucio Zanatto, andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso, state con noi. Di nuovo in diretta, andiamo a Bassano del Grappa e parliamo di donazioni con Nancy Galdi, la nostra collega, e il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. A voi. Siamo in Sala Chilesotti al Museo Civico di Bassano del Grappa, dove si è appena svolta la consegna del ricavato di alcune iniziative natalizie ad alcune realtà del territorio. Parliamo della Fondazione Città della Speranza, dell'Istituto Oncologico del Veneto per la Ricerca e l'Associazione Stelle Alpine e Alpine Guida per Non Vedenti. Dunque siamo con il sindaco Nicola Finco, un'iniziativa che unisce solidarietà, territorio e ricerca. Sì, grazie alle numerose presenze che abbiamo registrato durante il periodo natalizio, quindi grazie ai bassanesi ma anche ai tanti turisti che hanno affollato le nostre vie e le nostre piazze, siamo riusciti a donare ben 11.600 euro ad alcune realtà che operano sul nostro territorio. Quindi questa è una grande iniziativa che abbiamo voluto portare avanti assieme alla Pro Bassano, che ha allestito una serie di presepi all'interno della chiesa di San Giovanni, la mostra Ritratti Bassanesi organizzata dalla Promo Bassano Più e dal fotografo Gio Tarantini e la casetta di Babbo Natale, che ci hanno permesso di raccogliere queste risorse che abbiamo destinato a 3 realtà importanti del nostro territorio che si occupano di salute ma anche di sociale. Quindi il nostro vuole essere anche un ringraziamento a queste realtà che hanno operato durante le festività per donare qualcosa di importante a chi ne ha bisogno. Anche un modo di far rete con le istituzioni, con i cittadini e sottolineare temi veramente importanti.
Sì, ormai Bassano ha una storia consolidata, ogni anno proprio il ricavato di queste iniziative va sempre dato a realtà del nostro territorio, realtà che operano spesso e volentieri anche in maniera silenziosa. Molte di queste realtà non sono conosciute, ma abbiamo una rete del sociale veramente importante che ha la necessità di essere sostenuta economicamente, ma come abbiamo evidenziato questa mattina ha anche il bisogno e la necessità di avere dei volontari che purtroppo iniziano a scarseggiare. Proprio per questo stiamo pensando con l'assessore Busa e l'assessore Bizzotto, quest'anno manderemo una lettera a tutti gli under 35 della nostra città per invitarli, per dare la loro disponibilità ad aiutare queste tante realtà che abbiamo sul territorio che hanno bisogno di freschezza, di persone nuove che possano portare avanti questo lavoro, che è un lavoro attento dedicato alle fasce più fragili della nostra popolazione. E sempre a Bassano del Grappa non si placa la polemica tra l'europarlamentare Elena Donazzan e lo stesso primo cittadino sulla mostra di Segantini. Botta e risposta, pari e patta e palla al centro? Ma quando mai? La querelle fra l'europarlamentare Elena Donazzan e il sindaco Nicola Finco sull'origine della mostra su Segantini, che ha portato Bassano alla ribalta nazionale con oltre 80.000 visitatori, non si esaurisce sui social e continua. E come se continua? Per amor di cronaca la faccenda è questa. Donazzan arriva a Bassano per visitare la mostra, ne resta rapita e ringrazia con un post sui social Elena Pavan, ex sindaca della città del Ponte. L'attuale sindaco Nicola Finco ringrazia per la pubblicità alla mostra, ma ricorda a Donazzan che l'esposizione è farina del suo sacco. Il tutto condito da buone maniere e da retroscena politici. Ma la replica di Finco ha portato l'eurodeputata a riaprire l'agenda di qualche mese fa. Era il 2 febbraio del 2024 e quando l'assessore Cabbion mi chiamò per raccontarmi della riunione che la Regione del Veneto, io ero assessore regionale, volle con la direzione cultura e turismo per fare un progetto che il presidente Zaia aveva voluto anche con il mio coinvolgimento, che si chiamava Veneto in Action. Era un marketing territoriale per fare in modo che le Olimpiadi fossero percepite anche sui territori. Insomma, per Donazzan la genesi della mostra non è dell'amministrazione Finco, ma di un momento ben preciso dell'organizzazione degli eventi collaterali alle Olimpiadi di Milano e Cortina. Un momento, ricorda l'europarlamentare, in cui c'era qualcun altro alla guida della città. Il sindaco Pavan allora propose proprio una mostra su Segantini. Poi l'amministrazione Finco l'ha presa in mano, fece la parte di organizzazione, ma a me piace ricordare questo tipo di filone perché in fondo si chiama continuità amministrativa. Quando le cose sono belle è giusto che un'amministrazione le porti avanti, al di là che il sindaco si chiami Pavan o Finco. Così Elena Donazzan, il servizio era di Ferdinando Garavello. Vediamo a Padova un bilancio degli esercizi pubblici della provincia con il calo continuo delle imprese, con sempre più persone che dicono addio alla pausa pranzo al bar. Addio pausa pranzo, si punta sulla colazione. Non si ferma l'emorragia di pubblici esercizi, secondo i dati presentati dall'App di Padova, con i locali che devono fare i conti anche con i cambi di abitudine dei cittadini che si possono leggere in vari modi, diminuzione della capacità d'acquisto compresa. Dei 4.000 pubblici esercizi attivi tra Padova e provincia, 221 hanno chiuso nel 2025 con una percentuale del 4,2% più alta rispetto alle altre province venete e una mortalità che a 5 anni tocca un'impresa su 2. Un bar su 4 è gestito da imprenditori stranieri, la maggior parte restano a conduzione familiare con il titolare che lavora fino a 10 ore. Alta anche la domanda, un settore in difficoltà che punta il dito contro la cosiddetta somministrazione nascosta dei take away. Nessuno vieta a questa attività di fare somministrazione, ma allora segui le regole della somministrazione di un pubblico esercizio, quindi con tanto di servizio igienico a disposizione, più tutte le normative che regolano i pubblici esercizi. Se 4 cittadini su 10 non rinunciano alla colazione al bar, molti hanno detto addio alla pausa pranzo, che rappresentava per i locali nell'anno del Covid il 35% degli incassi e adesso si ferma al 6%, portando lo scontrino medio dei locali a poco più di 4 euro, con costi che aumentano tra burocrazia, corsi e gestione.
prendendo in considerazione un prezzo medio alto di un espresso, quindi €1,50, facendo due conti, il margine che rimane in tasca al barista è 8 centesimi. Considerando che in una giornata quanti caffè può fare un bar, una media di 100-200, stiamo parlando di 8-16 euro di margine in tasca al barista. La categoria lancia un SOS e chiede maggiore attenzione, rivendicando un ruolo sociale. Il bar è un punto di riferimento per chiunque, nel bene e nel male. Tu hai il riferimento del tuo bar e per questo dobbiamo difenderlo e tutelarlo. Intervista di Chiara Gaiani, ed è operativo da ieri il nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri a Padova. È diretta la terapia intensiva pediatrica, dove a fine giornata i bambini ricoverati saranno 6. Sono le 7:50 di lunedì 9 febbraio, una data storica, quando il primo piccolo paziente varca le porte del nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri di Padova. A 4 mesi dall'inaugurazione, nel cuore del polo ospedaliero cittadino, diventa operativa la struttura costruita sulle ceneri dell'ex stabile della pneumologia abbattuto nel 2019. Sono 61 i bambini trasferiti, l'ultimo nel reparto di nefrologia pediatrica. Il più piccolo ha solo 3 mesi, il più grande 17 anni. Tra le ambulanze arrivate 2 pulmini per spostare i piccoli pazienti, 8 piani, 155 posti letto, 20.000 metri quadrati di superfici, 6 sale operatorie, 157 le imprese che hanno lavorato, 1.570 le maestranze impiegate in quello che è il più grande istituto dedicato alla cura del bambino nel nord-est, costato in totale 107 milioni di euro. È stata una giornata storica. Oggi il nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri del Veneto, e devo dirvi che è un'opera titanica. In questi anni, io lavoro da 40 anni qui in pediatria e per lavoro abbiamo girato tanti ospedali pediatrici. Oggi questo è sicuramente uno dei più belli d'Europa. Ogni stanza ha uno spazio pensato anche per i caregiver in questo ospedale, a partire dalla terapia intensiva neonatale. La grande novità del nostro reparto è sicuramente, oltre alla struttura bellissima, tecnologica eccetera, ma a mio avviso è molto importante il fatto che finalmente riusciamo ad avere una terapia intensiva aperta con la presenza dei genitori che possono essere H24 vicino ai nostri bambini e già da oggi abbiamo iniziato finalmente ad avere la possibilità di ospitare tutti. Ogni anno mediamente vengono ricoverati 10.000 bambini, gli accessi al pronto soccorso sono 25.000, le visite ambulatoriali sono 320.000. Nei 12 mesi dell'anno nascono in media 2.800 bambini, le unità operative che si trovano nel nuovo ospedale pediatrico sono 26. È stata una promessa mantenuta, avevamo detto in ottobre, quando abbiamo inaugurato la pediatria, che avremmo appunto trasferito i pazienti a febbraio, e così è stato, quindi promessa mantenuta. Si scrive una nuova pagina dell'infrastrutturazione sanitaria veneta da un lato e dell'assistenza qualificata e moderna ai nostri bambini, con un occhio di riguardo anche alle loro famiglie e ai loro genitori, ha commentato il presidente del Veneto Alberto Stefani. Grazie alle strategie messe in atto dalla Procuratoria di San Marco a Venezia si è riusciti ad allentare la pressione turistica alla Basilica. Vediamo come è stato possibile. Nel 2025 sono stati poco meno di 3 milioni gli ingressi turistici alla Basilica Cattedrale di San Marco e al suo campanile a Venezia. Così la Procuratoria di San Marco, sotto la guida del primo procuratore di San Marco, avvocato professore Bruno Barel, del proto architetto professore Mario Piana, è riuscita a meglio tutelare la fragilità di un luogo simbolo della città, abbassando la pressione turistica. È stato volutamente inserito un limite massimo di ingressi al giorno, senza perdere attrattività, in quanto gli accessi sono stati spalmati maggiormente anche in altre chiese dell'area marciana. Nel 2024 gli accessi erano arrivati fra Basilica e Campanile a 3 milioni e mezzo. Una pressione insopportabile che metteva a rischio i beni ma anche la sicurezza delle persone. Abbiamo ricondotto questa pressione sotto i 3 milioni di presenze all'anno, che è compatibile con i luoghi, col campanile, con la Basilica. E questa riduzione quindi è stata programmata ed è stata possibile grazie all'altra riforma che abbiamo introdotto, cioè la programmazione delle entrate mediante un tetto massimo ai biglietti venduti tutti online.
Tutti gli obiettivi del Consiglio di Procuratoria sono stati raggiunti e la bigliettazione online ha permesso anche di diminuire le code. Primo obiettivo perciò proteggere la Basilica da un afflusso eccessivo di persone incompatibile col luogo e anche con il diritto di visitare il bene in condizioni piacevoli e serene. Massima attenzione ai veneziani e ad alcune fasce della popolazione. Aumentare enormemente l'afflusso in Basilica di persone a condizioni particolari, con sconto o gratuitamente. Una politica a favore dei giovani, degli studenti, dei bambini, delle famiglie. È più che decuplicato il numero delle persone che entrano a condizioni agevolate. Quindi siamo contenti anche per questo. Noi vogliamo che i bambini, gli anziani e le persone con disabilità possono entrare in Basilica gratuitamente e ci siamo riusciti. Sono diventati 5.000% in più. Servizio di Lorenzo Maier. Andiamo a Treviso, dove l'educazione stradale è entrata in classe con un nuovo strumento pensato per i più piccoli. Da domani la distribuzione di un manuale illustrato a oltre 3.600 alunni delle scuole primarie. Un giornalino colorato in copertina porta San Tommaso con i bambini e i vigili urbani e all'interno le regole della strada spiegate con parole semplici e disegni chiari. A Treviso l'educazione stradale entra in classe così. Da mercoledì il manuale verde, giallo e stop arriva tra i banchi di tutte le scuole primarie statali e paritarie della città. Un progetto sostenuto dal comune per insegnare ai bambini con un linguaggio adatto alla loro età come muoversi in sicurezza per strada. 3.600 bambini nei prossimi giorni riceveranno questo manuale di educazione stradale che è stato realizzato grazie al sostegno di realtà del territorio. È un manuale pieno di giochi, di immagini divertenti che richiamano la città di Treviso ma che trasmettono messaggi importanti per un'educazione stradale, una sensibilizzazione alla conoscenza dei comportamenti corretti. Il manuale non parla solo di segnali e attraversamenti ma presenta anche figure di riferimento come il nonno vigile, la polizia locale e la protezione civile, realtà che i ragazzi possono incontrare ogni giorno in città. L'obiettivo è chiaro, far capire che la sicurezza stradale non è una regola imposta, ma un gesto di rispetto verso se stessi e gli altri. Abbiamo voluto anche delle pagine dedicate ai monopattini, alle biciclette, con un'attenzione particolare a quelle disattenzioni che a volte capitano e che possono essere purtroppo fatali per provocare o subire degli incidenti. Quindi siamo convinti che sia importante partire già in questa giovane età, quindi dai bambini della scuola primaria, per trasmettere a loro tutti questi concetti fondamentali per creare una cultura della sicurezza e del rispetto delle regole sulla strada. Un piccolo libretto dunque, ma un grande passo per formare cittadini più consapevoli, perché imparare a stare sulla strada a volte comincia proprio tra i banchi di scuola. Servizio di Nicola Marcato. E a Padova come proteggere le piazze da piccioni e colombi? E ci pensano Falchetti e Poiane. Questa Poiana che dai poggioli dei palazzi osserva Piazza delle Erbe è il nuovo metodo antipiccioni utilizzato dal Comune di Padova. È una sperimentazione in atto già da un paio di mesi per allontanare dalle piazze i fastidiosi volatili. Viene inserito un rapace, un falchetto o una poiana addestrati da Enrico Volpin, esperto falconiere. Funziona che in teoria i piccioni vedono il predatore, quindi loro sanno che sono prede e quindi si allontanano. E non è pericoloso per le persone? Non attaccano? No, assolutamente no. Dai qua. Un metodo non cruento per allontanare i piccioni dopo le numerose proteste dei residenti per il guano che producono. Grazie alla presenza del falco, cosa che si usa anche ad esempio negli aeroporti, tendenzialmente la popolazione colombacea diminuisce perché percependo la presenza di un predatore si disloca in altre zone della città e questo rende
anche per una questione di igiene pubblica, diminuendo la presenza di piccioni, ne guadagniamo anche da un punto di vista appunto di igiene pubblica. 2 mattine a settimana Enrico il falconiere porta nelle piazze cittadine i suoi volatili, che sono diventati anche un'attrazione per i padovani e per i turisti. Bel servizio di Francesco Rattai. Vediamo un titolo dall'Arena di Verona: incendio in questura, fiamme nella sala operativa della polizia stradale con gli uffici chiusi per oltre 2 ore. Ancora uno stacco pubblicitario e poi torniamo. Come è messo il Veneto con l'inquinamento da polveri ultra sottili? Ce lo dice l'ultimo rapporto di Legambiente sull'aria. Con i nuovi limiti al 2030, se fossero applicati oggi, non avremo nessuna delle città di pianura dentro questi limiti. Vale per il PM10 e vale per il PM2,5, dove si salverebbero di nuovo solo Belluno, ma anche Rovigo. Belluno sarebbe l'unica provincia che si salverebbe con i parametri 2030 consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al 2040 gli inquinanti. I dati del nuovo report di Legambiente Maldaria di Città riportano luci ed ombre dell'inquinamento atmosferico nelle città venete. I dati infatti confermano i miglioramenti della qualità dell'aria nel territorio regionale, ma l'obiettivo di un'aria più pulita resta ancora lontano. Nel 2025 sono 3 le città venete che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento delle polveri sottili PM10. In testa Verona, seguita da Rovigo e Venezia. Padova, Treviso e Vicenza per la prima volta da oltre un ventennio rientrano nei limiti di legge per quanto riguarda il PM10, ma sono le polveri ultra sottili PM2,5 che bocciano Padova e Vicenza. Dunque Belluno, anche grazie alla sua posizione geografica, conferma anche quest'anno la buona qualità dell'aria. Per il futuro però serve un nuovo piano regionale aria che recepisca la nuova direttiva europea per adeguare i limiti normativi. C'è una cosa da fare prima di tutto, che è mettere le risorse, perché altrimenti gli interventi non si possono fare. E purtroppo invece questo è stato tagliato, ridotto da parte del governo con l'ultima legge finanziaria. Noi l'abbiamo già detto a inizio dell'anno e durante la discussione a fine 2025, chiedendo al governo che rispettasse quanto le regioni della pianura padana chiedono, cioè di avere un trattamento che li consideri come aree soggette a grave presenza di inquinanti per poter avere risorse che erano state in passato assegnate e che invece inspiegabilmente sono state tagliate drasticamente da parte del governo. Si parla di almeno 75% mediamente nei prossimi 3 anni tagliati alle regioni del nord, tra cui il Veneto. La festa all'Arsenale a Venezia, i dinner show sparsi per la città, specie a Ca' Vendramin Calergi, e sono iniziati questi splendidi spettacoli in acqua e a palazzo a Venezia per il Carnevale. Sono iniziati nelle antiche sale di Ca' Vendramin Calergi i dinner show del Carnevale Il Canto d'Ambrosia, un'esperienza che segna l'inizio delle cene ufficiali a palazzo e invita gli ospiti a varcare una soglia invisibile, sospesa tra mito, seduzione e meraviglia. Il dinner show è uno dei momenti in cui coloro che amano il Carnevale, che lo frequentano ogni anno, ritrovano un momento per confrontarsi anche con gli altri appassionati, tutti rigorosamente in costume. E quello che è bello, così lo dediamo sia al dinner ma lo dediamo anche al concorso della maschera più bella, la meticolosità con cui le persone si preparano di anno in anno, italiani, veneziani e un popolo internazionale del Carnevale. Tra velluti e luci dorate ogni sera le sale si popolano di cantanti, musicisti, performer, fakiri e ballerini, mentre le divinità dell'Olimpo si muovono tra gli ospiti come presenze vive e familiari. Tra duelli creativi si sorseggia Ambrosia. Il viaggio ha origine da Olimpia, dove gli dei vegliavano sui desideri degli uomini e l'Ambrosia concedeva l'illusione dell'eternità.
Il gioco inteso come sfida, ma sfida più come per superare obiettivi, superare i propri limiti, per arrivare al concetto di uomo universale, come diciamo anche nello spettacolo, e quindi un superamento di limiti per raggiungere fondamentalmente la pace con se stessi e la pace con il resto del mondo, insomma, fondamentalmente visti anche i tempi. Intanto le Marie del Carnevale sono pronte per l'attesa sfilata in piazza San Marco, un momento che celebra le reginette e mette in risalto i 12 abiti cuciti per l'occasione, che daranno vita a un viaggio nel tempo attraverso i costumi simbolo delle edizioni passate. Opere d'arte sartoriale realizzate da Francesco Brigi dell'Atelier Pietro Longhi, che raccontano l'evoluzione creativa del Carnevale veneziano. Servizio di Ilaria Marchiori, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Grazia Zolin, Valente Chieregato, Gianluca Forcolin, Roberto Marcato, Gennaro Marotta, Leonardo Padrin e Mattia Veronese. È tutto per oggi, grazie a Francesco Cerone e a Andrea Basso in regia, ci vediamo stasera a Focus, buona giornata, arrivederci.